È giusto dare una boccata di ossigeno, e parlo quindi di una boccata di liquidità alle imprese turistiche per poterle vedere ancora vive, per poterle vedere ancora operative. Buone notizie da Venezia per le imprese bellunesi. Il Consiglio regionale riunito per la discussione della finanziaria 2014 ha approvato l'emendamento presentato dal consigliere Dario Bond che estende gli strumenti della legge 18 del 94 anche alle aziende che hanno problemi di liquidità. Finora la legge regionale prevedeva diverse forme di credito agevolato destinato esclusivamente alle imprese della provincia di Belluno, in particolare per l'acquisto di terreni, di stabilimenti, acquisto di arredi, macchinari, attrezzature ad elevato contenuto tecnologico, l'acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa e la realizzazione di strutture e impianti con la finalità di salvaguardare l'ambiente. La legge 18 si dà l'apertura di un supporto finanziario e di utilità e poi si adegua a questa legge 18, che è una legge gestita dall'amministrazione provinciale di Belluno, ai normali strumenti di aiuto finanziario che la Regione del Veneto già da 2 anni persegue. Pieno appoggio all'emendamento Bond è stato dato dall'assessore regionale alle attività produttive Maria Luisa Coppola, che in aula ha ricordato il carattere straordinario dell'operazione quale risposta operativa ai disagi e ai danni causati dal maltempo alle imprese, turistiche e non, del territorio. Mettere le imprese nella condizione di poter, anche per liquidità, anche per riassicurazione del credito, poter appunto utilizzare quei fondi presso Veneto Sviluppo, anche quelli dedicati una volta solo ed esclusivamente agli investimenti della provincia di Belluno. Nel solo 2013 sono state 50 le aziende che hanno inoltrato domanda a dimostrazione dell'efficacia dello strumento. Sempre nel 2013, grazie a un altro emendamento alla finanziaria presentato da Bond, il fondo aveva avuto una ulteriore iniezione di liquidità di 2 milioni di euro.